per adeguarla sia al territorio sia alle esigenze occupazionali e di sviluppo equilibrato della Sardegna. Oggi l'autonomia vive ancora questa stagione, forse molto più degradata rispetto a quegli anni. È molto, mi viene male parlare degli amici che oggi sono in consiglio regionale, però leggendo la stampa ognuno di noi fa delle riflessioni, insomma, no? Questo grande collegamento che c'è sempre stato tra i nostri problemi e i problemi dell'Italia, tra lo sottosviluppo della Sardegna e quello del Mezzogiorno, tra noi e le altre aree del Mediterraneo sviluppate come noi, ex coloniali, tra noi e il mondo, non c'è più. Il respiro di una classe dirigente della quale Carlos era uno degli esponenti di primo piano, che era capace di guardare in casa, di guardare vicino, qui a questa portata di questo muro di cinta che abbiamo noi, di vedere minuziosamente i problemi, cioè un occhio attento al vicino, al prossimo vicino e alle sue sofferenze, ai suoi problemi, era anche un occhio che guardava lontano, che sapeva vedere lontano, che sapeva vedere l'orizzonte più lontano. In questo caso alla fine, in anni più avanzati, con Maria Clotilde è stato anche in Africa, ha fatto volontariato, siamo stati insieme in Cina a vedere la situazione cinese sul dopo Tiananmen, un anno dopo Tiananmen, insomma era avevamo tutti, ma soprattutto aveva lui, poi alla fine della vita ha fatto anche un intervento in una convegno di studio a Cagliari sull'ONU, il 50° anniversario dell'ONU, dove c'è una tesi molto intelligente, molto acuta sulla crisi dell'ONU, ma era questo l'atteggiamento di tutta la classe dirigente. Noi non ci siamo mai isolati in Sardegna, lo sa Giorgio, lo sanno gli amici di Chinani, che qui e tutti gli altri, che anche in Parlamento portavamo tutti questa tensione regionalista e autonomista, ma dentro un quadro più vasto, più grande, più capace di collegare i nostri problemi alle questioni mondiali, perché noi siamo dentro il mondo, viviamo le sofferenze del mondo, viviamo le arroganze del mondo, viviamo le negligenze, le dimenticanze del mondo, e ce ne dobbiamo far carico. E quindi questa differenza è molto evidente, non so se sia meglio o peggio oggi la classe dirigente. Scusa il mio amico Roberto De Rigo, mi ha ricordato che ogni tanto io mi chiamo, ho avuto modo di chiamare, no adesso, in tempi un po' più lontani, a questa capacità di passione, ad essere capaci di non spegnere le passioni, di tenerle vive, di guardare davanti, di vedere e di vivere queste cose. Oltre all'autonomia, logicamente c'è un testo qui che ho portato per documentarmi, ma che non leggo perché non c'è il tempo, un articolo che Nino ha scritto su News, anche un intervento che ha fatto nel nostro convegno di studio scuola lettori. Anticipavo alcune tesi di oggi sull'autonomia. Lui era federalista, convinto federalista, noi no, non tanto, siamo arrivati dopo. Eravamo più prudenti su questo tema, ma da un certo punto di vista era un po' un'avanguardia, non avendo probabilmente neanche una responsabilità in prima persona di presidente o di segretario regionale, così, di capogruppo, che bisogna parlare sempre anche a nome degli altri quando si è rappresentanti di un collettivo. Vado a parlare a titolo personale, come facevo io quando ero libero da incarichi, facevamo più, non dire la parola giusta, più casino, insomma, nel senso che abbiamo fatto anche delle cose che oggi sembrano anche inconcepibili, però quando sei più libero ti apri di più alla possibilità di... Nino era federalista ante litteram, ma cioè era uno che sulle posizioni di oggi gli sembrerebbe un po' timide probabilmente, soprattutto quello del Presidente della Regione, che fa delle battaglie sacrosante. Con questa dell'entrata ricordo l'accordo che aveva fatto noi con Craxi, che sembrava una
conquista fantastica allora, poi abbiamo visto che non bastano mai le risorse, ma non hanno fatto altro da allora. Non hanno fatto più nulla. Fa queste battaglie, io sono dalla parte di Sole completamente, però ritengo che nella visione complessiva delle cose che porta il Presidente, che insieme al Presidente porta in parte IDS, in parte la Margherita, ci sia una specie di freno che tenta di mitigare alcune posizioni di fondo per prudenza, per eccesso di prudenza in un certo senso. Noi abbiamo davanti una frontiera terribile, drammatica, difficilissima. Dovremmo lottare a lungo per cambiare il nostro statuto di autonomia, adeguarlo ai tempi moderni. Non è una passeggiata. E dobbiamo alzare il tiro, dobbiamo essere più capaci di vedere obiettivi di più grande livello, collegati con la visione del mondo, collegati con l'evoluzione dell'economia mondiale, della politica mondiale, ma meno chiusi nel nostro piccolo mondo sardo. E questo, Carlos, era già così. Io non so, forse sto esagerando, non credo, avendole riviste adesso, queste cose credo sia così. E lo sviluppo era il tema più di caso, nel senso che è stato detto in Parlamento, ma anche qui a Cagliari. Lui era esperto del bilancio, era relatore molto spesso del bilancio, delle leggi della partecipazione statale, dei finanziamenti con Tore Cherchi hanno condotto e scritto anche una relazione sulla situazione industriale di Sardegna molto dettagliata che